Nella giornata di ieri, i carabinieri della tenenza di Ribera, nell'ambito di una mirata attività info-investigativa in materia di controllo dell'immigrazione clandestina, procedevano all'arresto di un 47enne del posto disoccupato con precedenti di polizia, il quale all'interno di un'abitazione di sua proprietà aveva dato ospitalità in maniera illecita a 7 cittadini extracomunitari privi di documenti di identità e irregolari sul territorio nazionale. Nel corso dell'attività di controllo, eseguita unitamente a una squadra di tecnici verificatori dell'Enel, emergeva che l'abitazione veniva alimentata di energia elettrica mediante la manomissione e l'allaccio abusivo del contatore alla rete elettrica, sottraendo quindi corrente senza alcuna quantificazione dei consumi. Al termine delle procedure di identificazione dei 7 soggetti stranieri, 2 di questi risultavano destinatari di misure restrittive. Un 47enne di origine marocchina risultava aggravato da un ordine di esecuzione, pena emessa dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Prato, dovendo scontare 1 anno e 10 mesi di reclusione per reati in materia di spaccio di stupefacenti commessi nel 2020. Sull'altro individuo, un tunisino di 37 anni, risultava pendente un analogo provvedimento di esecuzione pena emesso dalla Procura della Repubblica di Roma, dovendo questi scontare 1 anno e 8 mesi di reclusione per rapina. I 2 arrestati venivano quindi portati rispettivamente presso la casa circondariale di Agrigento e di Sciacca, mentre gli altri 5 soggetti di nazionalità egiziana, marocchina, di età compresa tra i 21 e i 43 anni, venivano segnalati all'ufficio immigrazione della questura di Agrigento per l'eventuale provvedimento di espulsione o regolarizzazione sul territorio. Il proprietario dell'immobile, ultimate le formalità di rito su disposizione della procura di Sciacca, veniva quindi rimesso in libertà in attesa del processo.